candidato il Movimento 5 Stelle alle prossime regionali 2020. Perché sei candidato? Devo dire che innanzitutto dopo 20 anni che questa regione è amministrata dalle stesse persone un'alternativa è possibile e soprattutto spiegare perché è anche auspicabile e noi di ragioni abbiamo tante. Riavvolgiamo un nastro di qualche mese fa, prima del Covid, e ci troviamo in una regione che nell'arco di 20 anni è passata da essere un mito, il mito del nord-est, la locomotiva d'Italia, ad avere un prodotto interno lordo che è inferiore a quello di regioni contermini, ad esempio dell'Emilia Romagna. Ma non solo, siamo regrediti anche come reddito pro capite. Pensi che l'Istat qualche giorno fa ha diffuso il tasso, il numero di persone, regione per regione in Italia, vicina alla soglia della povertà, rischio emersione sociale. In Veneto è del 18% ed è la cifra più alta in tutto il centro e nord Italia. Ma perché si è candidato lei? Io mi sono candidato, in realtà è una richiesta che è giunta durante un'assemblea provinciale a Vicenza con tutti gli iscritti e gli attivisti del movimento, i quali in una discussione rispetto alla prospettiva, alla previsione delle elezioni regionali avevano formulato il desiderio di avere sottoscritto assieme anche ad altri tre possibili candidati. A quel punto non potevo tirare indietro. Siete maggioranza nel governo, siete all'opposizione in Veneto. Come conciliare questo squilibrio? Come invertire la rotta? Le politiche nazionali e le politiche regionali sono competenze e aree diverse. Noi crediamo che in Veneto il Movimento 5 Stelle è nato con una mission molto precisa. Non saremmo nati altrimenti, non ci ritroviamo, non siamo rappresentati né dal centro-sinistra né dal centro-destra, perché che si voti a sinistra o a destra, come la roulette al casino, rosso o nero, non cambia assolutamente nulla. Non cambiava assolutamente nulla, vinceva sempre il banco. E il banco sono le lobby, e l'abbiamo visto ad esempio con la Pedemontana Veneto, un'opera che dovrebbe costare, e sarebbe costata ai cittadini poco più di 2 miliardi se fosse stata fatta con un bando di gara normale, invece pagheremo addirittura 13 miliardi di euro, 11 miliardi in più. Senta Cappellini, che cosa metterete in campo in questi prossimi 85 giorni che ci separano dalle elezioni, dall'election day, per battere Luca Zaia? Ma tre saranno gli argomenti principali: il problema del lavoro, il problema dell'ambiente e il problema della salute. Sul lavoro innanzitutto cerchiamo, nei prossimi mesi sarà esecutivo quel provvedimento contenuto del decreto rilancio che prevede l'ecobonus al 110% sulle ristrutturazioni energetiche degli edifici. Come regione dobbiamo dare un contributo alle piccole e medie imprese per sfruttare al massimo questa possibilità. Pensi che la CNA del Veneto ha dichiarato che potrebbero nascere in Veneto, solo in Veneto, 50.000 posti di lavoro e addirittura creare un giro d'affari da 46 miliardi. Bene. Bisogna sostenere le piccole e medie imprese del Veneto per sfruttare fino in fondo questo enorme business che vede solo vincitori. Le famiglie che ristrutturano casa praticamente con risorse dello Stato, le bollette energetiche che caleranno e quindi costerà molto di meno riscaldare casa, aumenterà il valore degli immobili, ci saranno meno emissioni inquinanti nell'ambiente e quindi ne godremo tutti per una salute migliore. Questo era il tema del lavoro. L'ambiente? Il problema dell'ambiente, occorre un nuovo paradigma. Qui in Veneto che è stata inaugurata la fase 3, il rilancio economico del Veneto dopo il Covid, con l'autorizzazione della costruzione di nuovi inceneritori di Fusina per aumentare l'inquinamento in una delle zone più inquinate del Veneto. No, noi dobbiamo utilizzare quei capitali per realizzare un centro di riciclaggio più moderno, più efficiente, più grande del Veneto, che dà lavoro a centinaia di persone, che è sostenibile dal punto di vista ambientale e che è in linea con tutte le richieste che vengono dall'Europa da questo punto di vista, anche per i finanziamenti da qui agli anni a venire. Non aumentiamo inquinamento a inquinamento. Terzo tema? Il problema della salute non è imprescindibile dei primi due temi. In Veneto abbiamo una sanità di eccellenza, questo ci è riconosciuto, ma l'insegnamento che possiamo trarre dalla crisi di questi ultimi mesi è che dobbiamo insistere, dobbiamo investire nel settore pubblico. Noi vogliamo un servizio sanitario di eccellenza ma che sia pubblico. Se in Veneto il cittadino medio spende 790 euro all'anno in cure private, vuol dire che forse non siamo ancora in grado di dare queste risposte. Se in Veneto il 70% dei centri di riabilitazione sono privati, forse non siamo in grado di dare queste risposte. Pensi che se a bilancio della regione 1 euro su 4 quasi va nelle
cliniche private forse stiamo sottraendo troppe risorse dalla sanità pubblica per la sanità privata. Alcuni errori che sono stati fatti in passato, qui ci troviamo a Mestre e qui è stato realizzato l'ospedale dell'Angelo, un ospedale che doveva costare 230 milioni di euro, pagheremo 1,7 miliardi presumibilmente. Sono tutte risorse sottratte al servizio sanitario e quindi minori servizi che vengono dati ai cittadini. Ecco, rispetto a questo occorre che ci sia una politica netta di cambiamento e credo che sia attesa da tutti i cittadini del Veneto, a prescindere da chi vincerà le elezioni. Con le fughe di alcuni senatori dal Movimento 5 Stelle verso la Lega di questa siciliana, come la vede la sua campagna elettorale? Come vede questi prossimi mesi verso il famoso Election Day? Beh, fughe ce ne sono state in tutti i partiti, abbiamo avuto una scissione nel Partito Democratico, abbiamo avuto una fuga rilevante da Forza Italia, certo anche nel Movimento 5 Stelle c'è un motivo in più, da quando è nato il Movimento 5 Stelle metà stipendio noi lo mettiamo da parte per restituirlo ai cittadini. Io personalmente in 5 anni di attività in Parlamento ho restituito circa 200.000 euro. Di questo ne siamo orgogliosi, non perché faccia la differenza dal punto di vista dello sviluppo economico del Paese, per carità ne siamo tutti consapevoli, ma perché diamo un esempio nella direzione giusta, ossia quella anche di una politica diversa che io credo incontri veramente le richieste dei cittadini. Ultima domanda, anni fa il Movimento 5 Stelle è andato al governo con la Lega di Salvini, adesso vi trovate a essere all'opposizione e qui in Veneto dovrete fare i conti con Luca Zaia, che è molto più di Salvini. Beh, naturalmente non siamo stati noi a interrompere questo rapporto. Questo rapporto era stato anche disciplinato con un contratto che era stato sottoscritto dai rispettivi responsabili politici e noi l'avevamo anticipato proprio perché non ci fidavamo fino in fondo, avevamo detto mettiamo tutto nero su bianco e noi quel contratto l'abbiamo rispettato. Quindi forse la domanda è da fare nei confronti di chi invece ha ritenuto, perché in quel momento i sondaggi davano vincente, di preferire seguire gli interessi del partito a quelli che erano gli interessi del Paese. Ora abbiamo fatto di necessità virtù, fintanto che il governo e il Parlamento sono in grado di dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini, è importante che questa esperienza politica vada avanti. In regione chiaramente la situazione del nostro territorio è diversa per i motivi che vi dicevo prima, per cui abbiamo puntato sull'affermare quella che è la nostra identità e continueremo ad affermare una nostra identità diversa da tutte le parti in gioco. E con l'alleato PD col quale siete alleati a Roma, ma qui avete un altro competitor, Arturo Lorenzoni. Sì, certo, è un po' dispiace che il PD abbia rinunciato ad un proprio esponente perché forse in qualche maniera non si è sentito all'altezza di presentare un candidato presidente alla Regione Veneto targato Partito Democratico, ma si mette dietro invece ad un candidato che chiaramente proviene dall'associazionismo, quindi ha una storia di tutto diversa. È un po' però la posizione della foglia di fico. Lei avrebbe fatto un passo indietro se ci fosse stato un candidato targato PD? No, assolutamente. La posizione del Movimento 5 Stelle in Veneto è sempre stata netta. Noi abbiamo discusso della questione durante assemblee regionali che ci sono susseguite sul territorio e la stragrande maggioranza degli iscritti, degli eletti, dei simpatizzanti del Movimento 5 Stelle ha chiesto e anche ottenuto di non fare nessun accordo. In qualche maniera è uno dei motivi per cui siamo scesi in politica. Noi eravamo stanchi di vedere di non avere rappresentanza né nel centro-sinistra né nel centro-destra, perché poi le politiche poste in essere erano le stesse. Bocca al lupo. Grazie.